Non si placano le polemiche nei confronti dell'assessore Silvia Nizzetto. Dopo i corsi di Veneto, le voci contrarie soffiano forte sul caso patrocinio e contributo del comune ad una conferenza sull'autismo, giudicato dalle opposizioni ai 300 quantomeno inopportuno. Il perché sarebbe sintetizzato in poco qualificato per il tema e soprattutto gestito da un'associazione di ultracattolici no gender. Accuse che abbiamo girato al presidente dell'associazione Veneto Autismo con le seguenti risposte. Come ci si sente a essere definiti degli ultrascattolici? Ma se insegnare il Vangelo, il Catechismo di San Pio X o la dottrina sociale della Chiesa significa essere ultrascattolici, noi siamo fieri di essere ultrascattolici. Sembra che voi abbiate organizzato degli incontri addirittura insegnando i problemi dell'autismo. Noi non pretendiamo di insegnare nulla a nessuno, offriamo semplicemente con umiltà la nostra esperienza personale, anche drammatica, di genitori con un bambino autistico grave, sapendo che i genitori sono al centro e invitiamo tutti i genitori a basarsi, come facciamo noi, sulla prima raccomandazione delle linee guida dell'Istituto Superiore di Sanità, linee guida sull'autismo, che sostengono e raccomandano di mettere al centro i genitori. I genitori devono essere protagonisti di tutta la vita, di tutta l'attività del loro figlio. Parteciperà al forum delle famiglie tanto discusso a Verona? Beh, noi andiamo lì per capire, perché vogliamo imparare, vogliamo conoscere e riteniamo che per avere un'idea personale propria sia necessario appunto conoscere con pacatezza le opinioni delle persone. Cosa vuole dire alle persone che la stanno attaccando in questo momento? Tutti hanno capito che si tratta di un attacco personale a ciò che siamo e a ciò che rappresentiamo. Ci attacca così chi ha paura della conoscenza e della verità.